Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo mercoledì 21 agosto per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tantissimi davvero i fatti di cui dobbiamo darvi conto. Fra pochissimo andremo a Belluno con la nostra Tiziana Bolognani perché è stato trovato senza vita, lo potete già vedere nelle home page di tutti i giornali online. È stato trovato senza vita nei pressi del Passo Valles a Siamo in Agordino il corpo di Simone Noal, questo 39enne pontalpino di cui si erano perse le tracce nella giornata di lunedì. Fra poco Tiziana Bolognani ci darà tutte le informazioni del caso. Poi resteremo in montagna, andremo sull'altopiano dei 7 comuni sempre per parlare di sicurezza. Tanti fatti poi anche nel Padovano. C'è stato un maxi sequestro di carne avariata, ci sono delle vicende particolarmente gravi relative allo spaccio di droga, ma c'è un'allerta specifica anche sul Piave. Resta l'allerta del lupo che è tornato a colpire nella serata di ieri in un'abitazione di Spresiano, ma la vedo pronta la nostra Marta Marangon con Nicoletta Rizzetto. Marta, buongiorno. Sì, buongiorno Cristian, a te, ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, siamo a Spresiano, nella zona delle Grave, nell'abitazione della signora Luisa Fava, che ora stiamo per raggiungere, perché proprio qui nel portico di casa ieri sera il lupo è tornato a colpire e se l'è presa con il cagnolino della famiglia. Signora, vuole raccontarci che cosa è successo? Sì, noi eravamo qui seduti ieri sera alle 9:15 che stavamo per metterci a mangiare. Avevamo il cane qui vicino che era disteso, tranquillo, avevamo il cancello aperto perché era appena andata via una macchina e all'improvviso ci siamo visti il lupo prendere il cane, che neanche il cane non si è accorto di nulla, e se l'è portato via. Abbiamo iniziato a sentire urlare e abbiamo preso paura perché comunque ho anche 2 figli, eravamo qui fuori, era terrore puro e all'improvviso non abbiamo più sentito niente, pensavamo che il cane fosse morto e invece dopo poco per fortuna mi è tornato a casa. Però il lupo, abbiamo chiuso tutto, abbiamo portato via anche il mangiare pensando che ci potesse riprendere e invece è rimasto fuori, ha fatto il giro, ha guardato, poi è andato via. Però andando via si è portato via un gatto perché non mi è più tornato a casa e l'abbiamo comunque sentito piangere. E niente, adesso siamo qui, il cane per fortuna a parte i denti l'abbiamo portato al veterinario, è stato curato, abbiamo paura di stare qui fuori, dentro casa, abbiamo paura di muoverci perché comunque noi abitiamo qui in mezzo al nulla ed è qui dove si sta girando e adesso stiamo vivendo momenti di paura. Ecco, tra l'altro questo non è il primo avvistamento proprio in questa zona del lupo. No, è già stato visto, allora qui non si riesce a capire se è 1 e 2 effettivamente, quello di ieri sera non zoppicava, è venuto dentro proprio in silenzio ed è uscito, cioè non ci siamo proprio minimamente accorti della sua presenza e il primo che era stato visto era zoppo, ma questo non era zoppo ed è questo che ci fa paura. Ecco, infatti l'ipotesi è che non sia solo uno l'esemplare di lupo che sta girando in questa zona dei comuni rivieraschi del Piave. Qui con me abbiamo il sindaco Marco Della Pietra. Sindaco, comincia davvero a serpeggiare la paura tra i cittadini ora. Allora, io non voglio fare allarmismi di sorta, ci mancherebbe altro, perché guardate, ho fatto un post per indicare la cosa ieri sera su Facebook che sta venendo fuori di tutto, perché c'è chi mi accusa di essere un allarmista, cosa che insomma, mi conoscete un po', però è chiaro che nel momento in cui un animale selvatico si avvicina così tanto alle famiglie, un minimo di attenzione deve essere fatta. Quindi io capisco che mi si dica che il lupo non attacca l'uomo così, però sapete, se magari c'è un bambino che fa un gesto inconsulto in totale ingenuità, anche il lupo magari reagisce in totale ingenuità, nel senso che magari non lo fa con cattiveria, però può succedere qualcosa. Esatto, istintivamente, esatto. Quindi la mia è più
così un avviso, attenzione, in queste zone gira il lupo, cerchiamo di prestare attenzione. Poi se magari qualcuno si aspetta che invece scriva: ragazzi, in strada di Murazzi c'è il lupo, se volete andarlo a vedere, ecco, questo non è sicuramente l'approccio corretto. Da quanto appunto è stato segnalato, pare che questo sia un esemplare diverso rispetto a quello che gira sempre in area golenale dalle parti di Ponte di Piave, perché pare un animale sano fisicamente, e quindi ecco, può essere che ce ne sia più di un esemplare. Noi stamane abbiamo avvisato gli organi competenti regionali, anche se so già che anche loro hanno chiamato provincia e guardie forestali, e adesso insomma speriamo che ci sia un progetto strutturato che preveda la cattura e poi il riposizionamento nel proprio habitat naturale. Ecco, a che punto siamo? Perché ne abbiamo parlato nelle ultime settimane più volte. La sindaca di Ponte di Piave ci diceva che si stava attendendo il parere dell'ISPRA, che poi è arrivato. Le autorizzazioni del Ministero dell'Ambiente per la cattura sono arrivate, queste autorizzazioni? Io questo non mi è dato saperlo, perché il sindaco di Spresiano l'unica cosa che sa è che ieri sera era al telefono con 200 persone cercando insomma di riportare la calma in quello che è il suo territorio. Non lo so francamente, io ho demandato agli uffici, anche perché mi pare che anche in questa occasione si cerchi di sbolognare la cosa al comune, cosa che non è. Ci sono degli enti preposti, le segnalazioni ci sono, il comune anche le fa, il sindaco anche via TV le sta facendo, per cui credo, ecco, che chi sia competente debba adesso mettere in pratica tutto ciò che è a sua disposizione. È chiaro che anche il comune stesso, qualora ci venisse richiesta un aiuto o comunque la disponibilità, è qui. Però ecco, non vorrei che anche questa volta si pensasse che sia compito del comune. Mi spiace parlare in sti termini qua, però sapete, poi dopo spesso va a finire così. Qui ci sono degli enti preposti che devono agire, perché sono 3 mesi che ci sono avvistamenti. Nessuno dice che debba venire fatto male all'animale, assolutamente. Dobbiamo cercare di preservare l'animale, però dobbiamo anche preservare gli uomini. E gli animali domestici, perché poi finora, diciamo, gli episodi che abbiamo visto sono stati soprattutto a danno di animali. È il terzo cagnolino questo che viene azzanato dal lupo, ne hanno fatte le spese delle galline, insomma il lupo fa il lupo, ovviamente. Il lupo assolutamente sì. Io sono contento di vedere, ma ci eravamo già sentiti con Luisa sulle condizioni di salute. Poi però insomma io non vorrei mai essere stato nei panni loro ieri sera, perché poi dopo si sta presto da fuori a dire sì, ma dai, vabbè, insomma, cosa vuoi, non è successo niente. Insomma, ti vedi il cagnolino portato via azzannato e un lupo che ti gira in giardino, non mi pare una condizione normale. C'è chi dice che gli uomini convivono con i lupi da secoli, sì, no, qua non mi pare, ecco, che ci siano, a meno che non siano quelli chiaramente nati in cattività, che uno prende come cucciolotti, no? Ma il lupo selvatico non mi risulta essere una specie autoctona della zona del Piave, almeno questa zona del Piave. Ecco, allora Cristian, da Spresiano per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie davvero Marta, a te, ai tuoi ospiti, al sindaco della Pietra, alla signora Luisa, che ha raccontato questa serata concitata, quindi aggredito il cane di casa e questo gatto che non si trova, quindi cresce la paura lungo il Piave e gli esemplari a questo punto sono più di uno, non c'è solo il lupo zoppo del quale vi abbiamo parlato tante volte in queste settimane. Adesso la notizia con la quale abbiamo aperto, siamo in grado di collegarci con la nostra Tiziana Bolognani da Belluno per l'ennesima tragedia in montagna. È stato trovato morto Simone Noal. Buongiorno Tiziana. Buongiorno Cristian, e sì, purtroppo le ricerche di Simone Noal, che erano state avviate ieri pomeriggio subito dopo la denuncia di scomparsa ai carabinieri presentata dalla famiglia, si sono concluse nel peggiore dei modi. Questa mattina alle 7:40 il corpo senza vita del 39enne di Ponta nelle Alpi è stato individuato in fondo a un canale nella zona di Cima Veneggia. Siamo sul Passo Valles ed è lì
che le ricerche si erano concentrate nella tarda serata di ieri, dopo che la Jeep Renegade di Noal era stata trovata parcheggiata proprio nelle vicinanze del passo dai carabinieri delle stazioni di Falcade e di Agordo. Da quel momento nel parcheggio del rifugio è stato costituito un posto avanzato di coordinamento delle ricerche a cui hanno partecipato carabinieri, squadre del soccorso alpino di Falcade, della Guardia di Finanza di Passorolle Primiero, con i vigili del fuoco di Trento, per le ricerche che sono proseguite per quasi tutta la notte. Si è alzato in volo l'elicottero di Trento Emergenza che ha imbarcato un drone dei vigili del fuoco dotato di una termocamera che nella notte ha captato un flebile segnale. Poi le condizioni meteo hanno avuto la meglio, nel senso che alle 4:30 la nebbia ha fatto interrompere i voli, volo che è ripreso alle 6 di questa mattina, e a decollare è stato Falco 2, il secondo elicottero d'emergenza in servizio all'ULSS di Belluno per il periodo estivo. Sono stati imbarcati 2 soccorritori della Valle del Biois per una ricognizione aerea, e alle 7:40 la constatazione del triste epilogo di questa vicenda, con il rinvenimento del corpo di Simone Noal in un canale sotto i pascoli, dove l'uomo è verosimilmente ruzzolato per una 80 di metri. Il suo corpo è stato recuperato, trasportato a Passo Valles, affidato al soccorso alpino di San Martino e alla Guardia di Finanza. Noal era molto conosciuto non solo a Ponte nelle Alpi, dove risiedeva, ma anche a Belluno per il suo ruolo di direttore del punto vendita Eurobrico in Viale Europa, che si trova proprio tra il comando provinciale dei Carabinieri e l'ospedale San Martino. La famiglia chiusa nel dolore, increduli gli amici e i colleghi che proprio ieri, non vedendolo arrivare al lavoro, si erano rivolti alla famiglia per sapere se tutto fosse a posto, ed è in quel momento che si è appreso che Simone Noal era uscito lunedì di prima mattina per andare a fare un'escursione in montagna, di cui era grande appassionato. Cristian. Tiziana, ti ringrazio davvero per tutte queste informazioni, il tragico epilogo, la fine di Simone Noal, chiaramente altri dettagli nel corso dei nostri telegiornali serali, sempre con Tiziana Bolognani. Grazie Tiziana. E stanno tutti bene, sono salvi, invece i 10 animatori trevigiani del gruppo parrocchiale di Camalò, Sant'Andrà, Povegliano e Arcade, che ieri pomeriggio si trovavano a bordo del traghetto che da Piombino li stava portando sull'isola d'Elba. Dopo circa 15 minuti dalla partenza, nella sala motori dell'imbarcazione si è sviluppato un principio di incendio. Immediatamente sono scattate le operazioni di sicurezza, con il rientro in porto del mezzo e l'evacuazione delle 300 persone presenti, grazie all'intervento della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco. Vedete le immagini, grazie a Renato Capoia. Una volta rientrati in porto a Piombino, i passeggeri sono stati fatti scendere, dando priorità ai bambini e alle famiglie, caricati sulla cesta proprio dai pompieri. Quindi stiamo tutti bene, siamo salvi. Eccoli, li vedete, sono appunto i 10 animatori trevigiani, lo ripeto, del gruppo parrocchiale di Camalò, Sant'Andrà, Povegliano e Arcade, che ieri hanno vissuto questa avventura. Nel Polesine, in provincia di Rovigo, alle 21 di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mainarda a Salara, all'interno di un'azienda agricola, per l'incendio di un essiccatoio contenente circa 700 quintali di mais. Nessuna persona è rimasta fortunatamente ferita. Le squadre dei vigili del fuoco, accorse da Castelmassa e Rovigo, anche con l'autoscala, la vedete, sono riuscite a spegnere le fiamme, evitando il coinvolgimento dell'intero impianto. Il personale ha provveduto al completo svuotamento del silos alto 20 metri, ripristinando
la sicurezza dell'essiccatoio. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo la mezzanotte, quindi la serata di mobilitazione vissuta, lo ripeto, in via Mainarda a Salari, in provincia di Rovigo. Per la cronaca ci spostiamo in provincia di Padova per un'operazione della polizia di Padova contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Un arresto e 3 denunce per spaccio di droga diventano l'occasione per la questura di Padova per fare il bilancio su un'attività criminale che continua a essere molto redditizia. Da inizio anno, solo in operazioni di polizia legate allo spaccio per strada, sono stati sequestrati 74.000 euro in contanti in città grazie alle recenti modifiche alle normative che hanno fornito un nuovo strumento di contrasto alle forze dell'ordine. Sul fronte degli interventi più recenti, in manette sono finiti uno straniero pluripregiudicato che aveva appena ceduto 7 grammi di eroina in cambio di 100 euro. Un secondo straniero è stato denunciato per spaccio di cocaina con un sequestro in denaro di 900 euro. Infine altri 2 pusher, tra cui un minore di 16 anni, sono stati intercettati in zona Borgomagno, quest'ultimo con 6 grammi di hashish, mentre il maggiorenne, anche lui straniero, con 2 dosi di cocaina e 435 euro anch'essi sequestrati. In via Tommaseo scovato mezzo etto di hashish. Copione molto simile a Vicenza, ci racconta tutto Luisa Bertini. I carabinieri durante un controllo davanti al parcheggio dell'ospedale San Bortolo in via Ridolfi hanno trovato un cittadino nigeriano senza fissa dimora in possesso di cocaina ed eroina suddivisa in dosi e la somma contante di oltre 500 euro ritenuta a provento dell'attività di spaccio, oltre che di 2 cellulari. Arrestato e portato in carcere il giorno successivo, a seguito della convalida dell'arresto, è stato messo in libertà con l'obbligo di firma quotidiano presso la stazione dei carabinieri di Vicenza. Sempre nel Vicentino i carabinieri di Trissino hanno identificato i 14 soggetti protagonisti di una maxi rissa avvenuta in paese nella prima settimana di agosto. Per tutti il questore ha deciso un daspo urbano per ben 3 anni. Trissino, divieto di accesso per 3 anni a tutti i locali pubblici del comune. È il provvedimento deciso dal questore nei confronti di 14 persone coinvolte nella grave rissa avvenuto l'8 agosto scorso all'interno del parcheggio di un pubblico esercizio. Una articolata indagine dei carabinieri ha permesso l'identificazione di tutti i soggetti coinvolti, giovani italiani e stranieri, incrociando le testimonianze dirette e immagini di sorveglianza. Un acceso diverbio per futili motivi sarebbe stata la miccia che ha scatenato la violenza di un gruppo di giovani che in parte già si conosceva e che stavano consumando un drink all'esterno del locale. Per i soggetti colpiti dal daspo urbano che eventualmente violassero il provvedimento è prevista la reclusione da 1 a 3 anni e una multa fino a 24.000 euro. Nella Marca trevigiana, ladri giovanissimi in azione a Conegliano, 2 diciottenni italiani, un ragazzo e una ragazza, si sono introdotti nella notte nel supermercato Prix di Viale Venezia, razziando merce per 500 euro. La vigilanza e i carabinieri intervenuti subito sul posto hanno bloccato la giovane all'uscita mentre il suo complice si era nascosto negli uffici amministrativi, ma è stato trovato poco dopo. La diciottenne si era già resa protagonista la settimana scorsa e ve lo avevamo raccontato nel dettaglio con diverse testimonianze di un'analoga scorribanda al Conad di Ponzano Veneto per la quale era stata arrestata dai carabinieri della stazione di Paese. Nelle scorse ore le è stato imposto l'obbligo di dimora nella località di residenza con divieto di allontanarsi dall'abitazione in orario notturno. Quindi parliamo appunto di ladri giovanissimi, ladri seriali che hanno colpito nei supermercati della Marca trevigiana ed evidentemente non era bastato il colpo con relativo clamore della scorsa settimana a Paderno di Ponzano Veneto, al Conad, lo ricorderete. E noi ritorniamo a Padova perché sono amareggiati gli alpini di Vigonza per i vandalismi alla casetta di Viale degli Alpini. Se in spirito alpino buona parte dei danni sono stati sistemati con la solita laboriosità, le Penne Nere vogliono lanciare un appello che è stato raccolto da Francesco Ratai con Federico Cibotto.
Siamo a Vigonza, nella sede degli alpini della sezione del gruppo di Vigonza. Con me il capogruppo Elvio Moro e il vice capogruppo Walter Contarato. Perché siamo qui? Perché è un po' di tempo che succedono cose sgradevoli, atti di vandalismo. Ecco, è successo l'altro giorno qui, adesso Elvio ce lo racconta. hanno sradicato con piedi porco la cassetta copri rubinetti dove scorre l'acqua calda e la fredda, l'hanno levata completamente senza tagliare il lucchetto, quindi sradicato con piedi porco, buttata per terra. Poi sono passati nel lato dietro la baita, la casa dove facciamo le risalenti conviviali, in questo caso abbiamo già sistemato. Ecco, guardate, gli alpini chiaramente hanno già sistemato tutto appena è successo. È stata chiaramente già fatta denuncia ai carabinieri. E cosa hanno fatto? Hanno sradicato completamente questo ecco qua. Hanno tolto questo qua, levato, sradicato completamente, svitato con piedi porco, levato le viti e tagliato il lucchetto in questo caso. Poi con la cassetta dell'acqua che hanno tolto là, hanno cercato di sfondare il doppio vetro qua, non riuscendoci. Probabilmente dato il rumore come sono andati via, però fuori hanno lasciato il disastro. E dentro c'era anche qualcosa da rubare e non hanno toccato nulla, hanno solamente rotto i vetri, atti vandalici, perché sotto sagra evidentemente trovi qualcosa. Qua a Vigonza in questi giorni sta per partire la sagra dal 23 al 28. Al 28 e il gruppo alpini è tra i più attivi nell'organizzazione lo staff gastronomico, abbiamo le birre, abbiamo un po' tutto, quindi Ma non contenti di questi danni che sono stati fatti, i vandali hanno cercato di entrare 2 giorni prima, hanno cercato di sforzare e sono entrati non si sa come da questa finestra, l'hanno aperta, là c'era un estintore a polvere in questo angolo. Questa è una porta antipanico che si apre solamente dall'interno verso l'esterno. Sono entrati qua, hanno messo i sigilli del contatore, sono usciti e hanno lasciato che l'estintore faccia il suo dovere. E l'estintore ha fatto il suo dovere perché qua era come fosse cortina, tutto bianco e non c'erano impronte per terra. Quindi il mattino dopo, ritrovato tutto il gruppo, ho tirato fuori tutto, sedie, frigoriferi, tavoli, igienizzato tutto fino a sera tardi. Ecco, e la cosa che dà fastidio è che non hanno toccato nulla, che non hanno rubato nulla, hanno solo vandalizzato. E i frigoriferi hanno pieni di carne. Ecco, ma non contenti, Walter ce lo dice, sì. Si sono diretti verso questo monumento che dove c'è una bandiera e hanno tirato via la bandiera. Hanno tirato via la bandiera, noi subito immediatamente come siamo arrivati è stata la prima cosa che abbiamo rimesso a posto perché per noi è il simbolo e la bandiera adesso ha il suo posto. Ecco, voi avete fatto denuncia? Ai carabinieri assolutamente sì, c'è stato qua proprio il comandante della stazione dei carabinieri di Pionca che è venuto a fare il sopralluogo e ci ha consigliato di fare la denuncia. Ecco, ricordiamo anche che la bandiera, strappare la bandiera è un reato grave, è vilipendio alla bandiera. Ecco, quindi voi avete un sospetto su chi sono queste persone? No, diciamo così che da diversi non si è mai verificato questi atti di vandalismo, non si sono mai verificati. È da un po' di tempo che si notavano ragazzi che alla sera venivano qua, bevevano una birra, lasciavano le bottigliette, lasciavano i tappi, però non abbiamo mai dato alito a motivi di attrito. Un mese fa abbiamo notato che per la prima volta, perché non è la prima volta che ci scassano la cassetta copriacque, contatori acque, e abbiamo lasciato perdere col consiglio direttivo del gruppo, lasciamo perdere, vediamo magari è stata una bravata come Abea. Dopodiché abbiamo visto che adesso le cose sono peggiorate e abbiamo deciso di fare una denuncia. E per evitare che queste intrusioni notturne cosa avete fatto? Allora si è offerto il nostro socio alpino Roberto, che è qua presente a me, che praticamente già da 2 giorni presenzia
e fa la notte come guardiania fissa per la sagra. Quindi siete costretti a dormire dentro per proteggervi? Diciamo dentro, fuori, nella roulotte, nel carro mio. Sì. Sì. Il problema non è tanto poi di fare guardianie eccetera, il problema è di avere sempre il timore che arrivi qualcuno a far malanni, ecco, tutto là, perché se venisse qualcuno ad aiutare noi lo accettiamo ben volentieri, ma a far malanni non... No, comunque noi ringraziamo sempre Roberto, perché Roberto è sempre disponibile e non è la prima volta che lo fa. Ecco, e questo è lo spirito degli alpini. Grazie Francesco Ratai. Noi rimaniamo nel Padovano perché c'è un'ultima ora di cronaca. Vi dicevo prima, una mega operazione. Parliamo di un sequestro di carne avariata. Sporcizia, caldo e diversi chili di carne stipati all'interno e destinati a numerosi ristoranti. È stata davvero una brutta sorpresa quella che ha riservato agli agenti della polizia locale il controllo su strada in via Avanzo a Padova di un furgone isotermico con la sigla ATP che prevede il trasporto a temperature controllate condotto da un cittadino cinese di 40 anni. Nel furgone non funzionava la refrigerazione e la temperatura era pari a quella esterna. Negli scatoloni, tra verdura, arance e cipolle, c'erano 75 kg di carne lavorata privi di scontrino, di tracciabilità, contenuti in sacchetti di nylon. Secondo quanto riferito agli agenti dal conducente, la merce era stata acquistata per essere rivenduta da alcuni ristoranti cinesi all you can eat di Padova. Avvisate le autorità sanitarie, i 75 kg di carne sono stati immediatamente sequestrati per essere poi smaltiti presso un centro di raccolta. Ritorniamo alla paura vissuta ieri al petrolchimico di Marghera con un giovane operaio che è ricoverato al centro Ustioni di Padova. La batteria su cui stava lavorando è esplosa, provocandogli gravi ustioni alle mani. Tragedia sfiorata per un giovane operaio di origine straniera, vittima di un incidente sul lavoro avvenuto al petrolchimico di Marghera. Stava lavorando sulla banchina, dove solitamente operano le guardie fuochi, quando è rimasto ferito. Sul posto sono giunti in breve i vigili del fuoco di Mestre, insieme a Capitaneria di Porto e SUEM 118. L'operaio è stato quindi portato all'ospedale di Mestre, ma successivamente trasferito al centro Ustioni di Padova. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita, ma quanto accaduto torna a porre l'attenzione sugli infortuni nei luoghi di lavoro, come evidenzia ancora una volta il segretario generale della UIL Veneto. Come UIL stiamo cercando insieme alle altre organizzazioni e ai datori di lavoro a cercare di concludere quell'accordo con la Regione, quel patto, quell'accordo sulla sicurezza sul lavoro. L'abbiamo già fatto gli anni scorsi, va rifatto, siamo all'epilogo finale, ma noi dovremo vigilare in tutte le maniere perché questo poi possa funzionare. Chiederemo delle assunzioni, come è noto, ma nello stesso tempo non dobbiamo mai mollare la guardia. A proposito di incidenti sul lavoro, vi mostro queste immagini che arrivano dal Veneto orientale. Si tratta di un camion che è appunto uscito di strada. Siamo in zona a Torre di Mosto. Ne dà notizia in questi minuti anche il portale Veneto Orientale Informazione. È uscito di strada in via Staffolo, quindi a Torre di Mosto. Il mezzo era appena stato caricato in un appezzamento della Campania nella stradina laterale dell'arteria principale. Forse un errore di valutazione dell'autista, un uomo sui 45 anni, nell'affrontare questa curva a 90 gradi, una stradina abbastanza stretta. Quindi le operazioni sono ancora in corso. Vi mostro un'altra foto, grazie davvero Renato. Questo è l'elicottero della SUEM intervenuto sul posto, ma vi mostro anche un'altra immagine da un'altra visuale. Eccola qua, questo camion completamente ribaltato a Torre di Mosto, quindi siamo nel Veneto orientale. Dal Veneto orientale a Longarone, la giornata di ieri a Longarone è stata particolarmente concitata per questo incendio che ci racconta sempre Tiziana Bolognani.
Potrebbe essere stato un cortocircuito a innescare l'incendio che ha distrutto l'appartamento mansardato di un condominio in via Pietro Marchi a Longarone di proprietà dell'architetto Vittore Zannol e danneggiato un paio di altre abitazioni. A lanciare l'allarme scattato attorno alle 9:30 è stato il figlio di Zannol, sorpreso in casa dapprima da un odore acre di bruciato e poi dal fumo. Neppure il tempo di realizzare quanto stava accadendo e di uscire dall'appartamento che le fiamme hanno iniziato a propagarsi dall'appartamento al tetto in legno, interessando parzialmente anche la copertura della casa del complesso a schiera. Subito sono arrivati i vigili del fuoco da Belluno e in successione dai distaccamenti volontari di Longarone, Alpago, Pieve e Calalzo. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma tanta è stata la paura fra i condomini che sono stati temporaneamente evacuati. L'alta colonna di fumo sprigionato dalle fiamme è stata notata dai passanti della vicina via Roma all'altezza del municipio e anche oltre fino a Provagna, come mostrano le riprese realizzate con le videocamere degli smartphone da diverse angolature. L'edificio è stato messo in sicurezza dai pompieri impegnati per tutta la giornata. I tecnici dell'antincendio hanno raccolto gli elementi utili a ricostruire le cause esatte del rogo che ha reso inagibile l'appartamento andato a fuoco. I danni da incendio e da acqua ai piani inferiori della casa si presumono ingenti. Ritorniamo a parlare di truffe ai danni degli anziani. C'è un alert specifico proprio di queste ore che arriva da Villa del Conte, quindi ritorniamo nel Padovano con la sindaca Antonella Argenti che invita tutte le persone, in particolare gli anziani, a fare attenzione. A passeggio o in bici. È bello approfittare di queste temperature di fine estate per godere le vie di un paese ancora molto verde come Villa del Conte. Peccato che anche questo possa diventare pericoloso, in particolare per le persone anziane, a cui Antonella Argenti, sindaco del comune, si è rivolta attraverso i canali social per lanciare un appello a fare molta attenzione. 2 i casi in pochi mesi, uno avvenuto poche ore fa, quando una donna vestita di bianco sulla quarantina ha avvicinato un anziano che alle 10 del mattino passeggiava lungo la pista ciclabile chiedendogli informazioni su una via inesistente. La donna, insistente, ha anche iniziato a toccargli mani e braccia, mirando probabilmente all'orologio indossato. L'anziano ha capito cosa stava accadendo e urlando è riuscita ad allontanarla. 2 mesi fa una signora era andata molto peggio e la fantomatica donna vestita di bianco era riuscita a scappare con la catenina d'oro. L'invito della sindaca Argenti è quello di avvisare immediatamente le forze dell'ordine componendo il 112. Prima si fa la telefonata, più possibilità ci sono che questi malviventi possano essere fermati. Nuovo caso di dengue in provincia di Padova, il virus individuato in un uomo residente a Cittadella rientrato da una vacanza all'estero. A Cittadella il 4º caso di dengue in provincia di Padova. Anche questa volta si tratta di un padovano rientrato da una vacanza all'estero. L'area, che dovrà essere ora disinfestata per evitare contagi tramite le zanzare, sarà quella nel raggio di 200 metri da via Bigolino in Borgo, Vicenza, a 2 passi dal centro della città murata. Il sindaco, Luca Pierobon, ha quindi emesso un'ordinanza a tutela della salute pubblica che prevede interventi larvicidi e adulticidi, seguendo le linee operative emesse dalla Regione. Le famiglie che risiedono nella zona interessata, fa sapere il Comune, verranno avvisate con apposita comunicazione e copia dell'ordinanza. Nel frattempo si consiglia l'uso di repellenti antizanzare per chi abita nelle vie limitrofe. Vi aggiorniamo anche sul caso Resinovic, sapete che lo facciamo spesso, c'è un nuovo colpo di scena, una nuova svolta clamorosa, cancellata l'attività sul telefono di Liliana quando lei è uscita di casa il giorno della scomparsa, ma dai tabulati telefonici risultano chiamate in diversi orari. Lo ha reso noto Nicodemo Gentile, avvocato di Sergio Resinovic, fratello della 63enne di Via Verrocchio. Dal cellulare di Liliana Resinovic risulterebbe cancellata la chiamata con l'amico Claudio Sterpin delle 8:22 del 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa della donna. Più in generale, un'anomala discrasia fra quanto risulta dai tabulati telefonici e quanto è stato memorizzato dal telefono della 63enne sarebbe stata rilevata nel corso degli accertamenti tecnici sul dispositivo di Liliana. Lo ha reso noto Nicodemo Gentile, avvocato di Sergio Resinovic, che ha anche chiesto un'estensione della consulenza tecnica.
tecnica. Gentile ha anche segnalato che fra le 11.24 e le 13.06, quando Liliana era uscita lasciando il cellulare a casa, dai tabulati è emersa attività del dispositivo, mentre non ce n'è traccia sul telefono. Gli accertamenti sono stati disposti dalla Procura a seguito di una specifica richiesta della difesa del fratello della donna. Richiesta tendente a verificare le cause dell'attivazione della segreteria telefonica sempre in quella data, il 14 dicembre 2021 alle ore 10.56. Secondo Nicodemo Gentile si tratterebbe di una questione di fondamentale importanza ed è per questo che un'istanza è stata formalizzata alla Procura affinché il quesito oggetto dell'incarico conferito al proprio consulente tecnico sia esteso fino a ricomprendervi l'individuazione dei motivi per i quali si è riscontrata l'incongruenza fra quanto registrato dai tabulati telefonici e il contenuto del cellulare. Il legale ha anche chiesto di ottenere copia integrale del dispositivo anche per chiarire cosa sia successo in occasione della telefonata delle 10.56 in entrata sul telefono di Liliana e di comprendere quando sia stata cancellata la chiamata delle 8.22 fra la 63enne e Sterpin, che appunto risulta dai tabulati ma non nel registro chiamate dello smartphone di Liliana. Si tratta, ha concluso il legale di Sergio Resinovic, di dati che devono essere inevitabilmente acquisiti all'indagine. Torniamo sul terribile incidente di Vittorio Veneto, dove alla vigilia di Ferragosto è rimasta coinvolta la campionessa di ciclismo Alice Tognoli. La ragazza è stata sottoposta nella giornata di ieri a un nuovo delicato intervento chirurgico di tipo ortopedico, mentre la Procura ha aperto un fascicolo per lesioni colpose gravissime. Queste sequenze drammatiche nel giorno di Ferragosto avevano fatto il Giro d'Italia. L'impatto contro un muretto della campionessa trentina Alice Tognoli, 19 anni appena, impegnata nel circuito dell'Assunta, gara tradizionale di ciclismo che ogni anno porta a Vittorio Veneto i migliori talenti del paese. Un urto violentissimo, quello di Tognoli, su cui la Procura di Treviso ha deciso di fare luce, aprendo un fascicolo per lesioni colpose gravissime, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in virtù del suo contratto da ciclista under 23. La ragazza è ancora ricoverata in prognosi riservata al Cafoncello, dove nelle scorse ore è stata sottoposta a un nuovo delicatissimo intervento di tipo ortopedico che avrebbe dato esito positivo. Inevitabile, vista la situazione, fanno intendere dalla Procura, non lasciare nulla di intentato e chiarire se quel percorso tra i colli vittoriesi fosse del tutto sicuro e in regola, in particolare il muretto che vedete nelle immagini, che si trova sulla strada di confine su un ponticciolo. Il manufatto, questo è il punto, doveva essere segnalato in qualche modo, occorreva mettere delle protezioni specifiche, sono alcune delle domande. Contro il muretto Tognoli ha sbattuto dopo una lieve discesa e quindi a elevata velocità per poi finire qualche metro sotto su questi rovi, dove è stata soccorsa tempestivamente dal medico di gara che ha adottato le prime manovre di intervento che avrebbero fatto la differenza in attesa dell'arrivo del suo M118. Lungo la strada di confine i ponticcioli simili sono almeno 3. Se il fascicolo è aperto, nessuno al momento risulta iscritto nel registro degli indagati. I rilievi sono affidati alla polizia locale che sembra, ma anche questo va appurato, avesse dato delle prescrizioni nei giorni antecedenti la gara. Nessuna dichiarazione almeno ufficiale arriva dalla SD cicloturistica di Vittorio Veneto e dal suo presidente Giacomo Salvador. A trapelare è una profonda amarezza per l'intera vicenda. No comment anche da parte di Lucio Rigato, presidente della squadra Fassa Bortolo Top Girl di Spresiano, per cui Tognoli gareggia, dove si resta in attesa dell'evoluzione del quadro clinico. Quanto al comune, la voce è quella del vice sindaco con delega allo sport Marco Dus. Dal nostro punto di vista, naturalmente, massima fiducia nei confronti della polizia che si sta muovendo e sta facendo tutti i rilievi del caso. Come amministrazione stiamo seguendo invece l'evolversi la situazione clinica di Alice che ci preoccupa ancora un po' e a cui naturalmente vanno i nostri migliori auguri per una pronta guarigione. Veniamo alla morte di Massimo Feletto, il 50enne travolto e ucciso da un'auto pirata il 14 luglio scorso a Tempio di Ormelle. C'è una svolta nell'inchiesta, è stato indagato un giostraio 50enne di Oderzo, ma lui dice: io non c'entro nulla. L'ho seguito nell'immediatezza, ha detto io non c'entro niente con questa vicenda. Quindi il suo assistito Vittorio Spigolone ha detto: io non c'entro nulla.
c'entra nulla con questa vicenda. Nega con forza ogni addebito Vittorio Spigolon, noto giostraio di Oderzo, al momento l'unico indagato per la morte di Massimo Feletto, il 50enne travolto e ucciso da un'auto pirata nella sera di domenica 14 luglio a Tempio di Ormelle, mentre stava passeggiando con la badante, una quarantenne marocchina rimasta ferita. Il dramma a pochi passi da casa. L'accusa nei confronti dell'uomo già coinvolto in passato per furti ai danni di bancomat è quella di omicidio stradale aggravato dalla fuga. In un blitz del 12 agosto scorso i carabinieri hanno ispezionato alcune proprietà dell'uomo e i luoghi maggiormente frequentati tra Marca Trevigiana e provincia di Verona. La sua Fiat Punto grigia che avrebbe urtato il povero Feletto, immortalata dalle telecamere della zona, però non si sarebbe ritrovata. Probabile che la macchina sia intestata a lui, era intestata a lui. Però di altro allo stato non posso dire niente perché non so nulla. Lo sentirò nelle prossime ore in modo da chiarire un po' la vicenda. Insomma, qualcun altro, la versione del giostraio, aveva in uso il mezzo, forse una donna, con gli inquirenti che però non demordono e confidano ancora di ritrovare quell'auto che di fatto è il corpo del reato. Indagata per favoreggiamento risulta anche un'altra persona. A sperare in una svolta sono i tanti che hanno voluto bene a Massimo, non solo i familiari avvolti nel loro dignitoso silenzio, ma anche l'intera comunità di Ormelle. Ringrazio le forze dell'ordine, penso sia importante per la famiglia sapere chi ha ucciso il loro caro, dice il sindaco Andrea Manente, con lui gli abitanti di Tempio. Devono parlare perché non è giusto che finisce così una brava persona che non dovrebbe fare questo fine. Quindi insomma chissà deve parlare. Chissà deve parlare, sì, per pulirsi la coscienza, diciamo, liberarsi da questo fatto che ha fatto male. Speriamo bene, speriamo che sia la volta buona e che sia fatta chiarezza e speriamo che venga preso veramente il vero colpevole, non qualcun altro per coprire come si sentivano chiacchiere, e appunto per il povero Massimo sia fatta giustizia e per i loro familiari, insomma. Tutti qua al Tempio non vediamo l'ora che vengano presi questi delinquenti, perché non è che puoi dire altro. Questo è tutto. Ritorniamo in montagna, vi abbiamo raccontato in apertura con la nostra Tiziana Bolognani la tragedia di Simone Noal, il cui corpo è stato recuperato questa mattina a Passo Valles in Agordino. Ritorniamo appunto a parlare di sicurezza in montagna, lo facciamo dall'altopiano dei 7 comuni con la nostra Vanessa Banzato che si trova, se non sbaglio Vanessa, a Rozzo. Trovo a Rozzo assieme al sindaco Lucio Spagnolo, dove tra l'altro proprio qualche giorno fa si è verificato l'ennesimo incidente in montagna mortale con quella 39enne che appunto ha perso la vita, scusatemi per la tosse, 39enne precipitata dall'altar Cnotto perdendo la vita. 2 decessi in 2 anni e la questione sta preoccupando non poco la comunità, come ci conferma il sindaco Spagnolo. Sì, siamo preoccupati e porgiamo le condoglianze alla famiglia interessata. Siamo molto preoccupati perché bisogna gestire la montagna in maniera diversa. Ci vuole grande attenzione e grande responsabilità. Noi non possiamo mettere in sicurezza un territorio così vasto, ci sono alcuni siti che sono comunque sistemati e in sicurezza, più di tanto non possiamo fare. La montagna va affrontata con grande responsabilità e quasi con paura, perché come si dice spesso è madre, è poesia, ma è anche matrigna, è anche morte e quindi va affrontata con grande attenzione. Lei è stata una delle primissime persone che l'altro giorno è stata contattata quando proprio sull'altar Cnotto è stato scoperto il corpo della 39enne. È iniziato tutto con un cane, con il suo cane che abbaiava e non voleva lasciare la zona. E quindi la lettura del CIP ha portato a capire che si trattava di un'anagrafe canina dell'Emilia Romagna e pertanto ci siamo allertati e abbiamo cercato in zona. Abbiamo trovato peraltro i carabinieri forestali e il soccorso alpino, che non finirò mai di ringraziare, hanno trovato immediatamente il corpo della povera Elena. Non basta essere esperti. A volte paradossalmente è peggio essere troppo esperti, si passa attraverso sentieri, attraverso dirupi con una sicurezza che può far male e quindi è meglio essere sempre molto vigili, attenti,
perché qualsiasi inconveniente può essere dietro l'angolo. Ecco, insomma, Cristian, hai sentito, attenzione sempre alla base, ma non solo, mai abbassare la guardia. E allora, a proposito, andiamo ad ascoltare l'intervista che abbiamo raccolto con il capo servizio del soccorso alpino di Asiago, Denis Lunardi, che appunto ci spiega un po' tutti i passi fondamentali da seguire quando si affronta la montagna. La questione degli numerosissimi incidenti che si sono verificati anche negli ultimi giorni sulle nostre montagne, l'ultimo proprio qualche giorno fa nell'altopiano di Asiago, in territorio comunale di Rozzo, una 39enne, tra l'altro guida cinofila, che è precipitata dall'Altar Knotto. Un lavoro sempre più intenso anche per i vari soccorritori, in primis soccorso alpino dell'altopiano soccorso alpino di Asiago, come proprio il capo del soccorso alpino, il caposervizio del soccorso alpino di Asiago, Denis Lunardi, che tra l'altro lei è stato protagonista, è stato lei che è andato assieme ai suoi colleghi a recuperare il corpo della 39enne precipitata l'altro giorno. Il perché di questi continui incidenti, con esito purtroppo anche mortale, soprattutto negli ultimi tempi? Ma diciamo che c'è stata una riscoperta delle montagne, delle nostre montagne. Abbiamo una grande affluenza di turismo e questo è il gioco dei numeri. Tante persone in montagna, nei boschi, e di conseguenza le probabilità che qualcuno si trovi in difficoltà o abbia dei problemi aumenta. Abbiamo riscontrato oltretutto un approccio alle montagne non adeguato. C'è una parte che è preparata, ma una grande fetta di persone non sono preparate all'escursionismo, non sono preparate o non conoscono appunto l'ambiente montano e dove si stanno camminando, fanno le gita, e spesso, ahimè, questo comporta ad arrivare insomma a situazioni di pericolo e di difficoltà. Ecco, tra l'altro io ho parlato dell'altopiano, in realtà è di poche ore fa anche il ritrovamento del corpo di un escursionista che pareva appunto semplicemente scomparso, in realtà era precipitato, quindi l'ennesima vittima. Però ne stiamo registrando troppo spesso. Beh sì, come ho detto prima, insomma, molte persone vanno in montagna e di conseguenza può capitare. I sentieri bisogna anche capire che hanno avuto una metamorfosi importante negli ultimi anni, causata da vaia, causate da queste inondazioni, da queste piogge sempre più importanti, e quindi insomma diventano sempre un po' più pericolosi. Gli enti locali so che stanno facendo di tutto per tenerli a posto. Ma bisogna avere veramente buon senso, il classico buon senso, quello che ti passa la mamma a casa, no? Fai attenzione, stai attento, se vedi che non ce la fai o che hai dei problemi, rinuncia, torna indietro, vai in compagnia, cerca di avere insomma una compagnia adeguata insomma, per l'escursione, e nel caso insomma questo non bastasse ci siamo noi. Per allertarci basta fare il numero unico di emergenza, che è il 118, risponderà alla centrale operativa che subito metterà in contatto con le squadre del soccorso alpino, che poi insomma in base alla situazione si metteranno in moto. Comunque lei dice buon senso e attenzione al massimo possono essere gli ingredienti, almeno i primi ingredienti, per cercare di non incorrere in un'avventura che si trasforma in una disavventura alla fine, ma non solo. Beh, non solo, ci vuole una preparazione propria, un abbigliamento adeguato, scarponi adeguati, uno zaino preparato. Dico sempre, ricordatevi bene, anche per un'escursione di mezza giornata, soprattutto il pomeriggio, preparate sempre lo zaino con l'idea o comunque consci di poter stare fuori la notte. Il pomeriggio uno ha un problema, si perde o si fa male, non riesce più a muoversi, quello probabilmente passa fuori una notte, e quindi avere con sé una giacca a vento, un berretto, un telo termico, adesso costano veramente poco, una pila frontale per vedere sia per se stessi e per lampeggiare verso i soccorsi che stanno arrivando, avere un telefono sempre carico e magari all'interno avere delle cartine e un sistema di allerta o di GPS. Noi come Soccorso Alpino abbiamo realizzato in ambito nazionale un'app che si chiama GeoResc, e quello dà la possibilità o comunque aiuta ad avere la propria posizione e anche allertare i soccorsi. C'è proprio un pulsantino, basta schiacciarlo e quello manda le coordinate alle squadre del Soccorso Alpino, e quindi per noi diventa molto più semplice e più tempestivo arrivare sul problema. Ultima battuta, in alcune zone della nostra montagna c'è la questione dei collegamenti, dei telefoni che non prendono.
Beh certo, non sempre c'è campo telefonico. Io consiglio sempre, appunto, mentre si cammina, siccome il telefono spesso lo prendiamo in mano anche durante le escursioni per fare le foto, per guardare, mandare ogni tanto, se c'è campo, mandare un messaggio a casa. Sono a questo punto. Perché se poi da lì in poi non c'è più campo, ma almeno noi sappiamo che nel giro delle 3 ore a 2 ore dell'escursione eri in quel punto e già ristringiamo insomma quella che è l'area di soccorso. Poi non fidiamoci appunto esclusivamente del telefono, come ho detto prima, le batterie, specialmente d'inverno, quindi teniamole addosso, si scaricano, non c'è campo e questo insomma fa sì che bisogna essere minimamente consci dell'utilizzo di una cartina topografica e di avere un minimo di senso orientamento. Prima insomma di smarrirci cerchiamo un attimo di fare il punto a situazione e dire ok, sono partito da là, la cartina mi segna più o meno qua e quindi insomma avere un minimo di idea di dove ci troviamo. Insomma, avete sentito anche dagli esperti, nello specifico dal capostazione del soccorso alpino di Asiago, arrivano chiari suggerimenti e così per affrontare una camminata in montagna senza incorrere in spiacevoli inconvenienti. Insomma, come ha anche suggerito il sindaco di Rozzo, che abbiamo sentito era intervenuto nel momento in cui è stato scoperto il corpo della 39enne di Cesena che è precipitata proprio qua all'Altar Knotto. Da Rozzo è tutto, Cristian, ti ricevo la linea. Grazie Vanessa, a te e a tutti i tuoi ospiti. Do solo un aggiornamento prima di lanciare la pubblicità. Sono stati convalidati gli arresti eseguiti dalla Polizia di Stato nei confronti di 2 italiani, classe 1994 e 1981, presunti responsabili di una lunga serie di furti con scasso avvenuti a Treviso nelle ultime settimane e consumati soprattutto all'interno di esercizi commerciali della città, la Spiga d'Oro, il dopolavoro di Via Benzi, il bar dell'ospedale Cafoncello, poi al ristorante Sushi Z, all'esercizio commerciale Le Papere dove eravamo stati proprio la scorsa settimana, non solo, anche all'interno dell'istituto scolastico Turazia, al centro sportivo dopolavoro ferroviario appunto di Via Benzi. Per il momento insomma questa è la notizia, poi tutti gli aggiornamenti nel corso delle nostre edizioni serali, ma abbiamo ancora tanto da raccontarvi, dobbiamo andare a Vicenza e anche a Venezia per parlare di acqua alta e mi stanno raggiungendo anche 2 ospiti, a fra poco. Di nuovo in diretta per proseguire il nostro racconto di questo mercoledì 21 agosto a Nord-Est. Avete visto tanti fatti, abbiamo iniziato il nostro racconto dal ritrovamento al Passo Valles di Simone Noalla, 39 anni, Pontalpino, molto noto, l'ennesima tragedia in montagna. Poi siamo stati sul Piave a Spresiano, l'ennesimo avvistamento del lupo, non solo avvistamento ma anche aggressione nei confronti di un cagnolino e avete sentito la testimonianza della proprietaria di casa che ieri sera se lo è trovato di fronte. Nel frattempo mi ha raggiunto Nicola Fantuzzi, sindaco di San Polo di Piave. Buongiorno sindaco, con lui faremo il punto su diversi temi, innanzitutto le scuole, i cantieri per le scuole, il trasporto pubblico locale, il trasporto appunto dei pulmini scolastici. Tra l'altro mi raggiungerà anche Adriano Battistuzzi che è un noto autotrasportatore trevigiano, ma la vedo pronta la nostra Anna Maria Parisi da Venezia, da Piazza San Marco. Beh sì, non posso sbagliarmi, diciamo sarebbe grave se mi sbagliassi, che ci parla di acqua alta, perché appunto è un fenomeno che non è andato in vacanza. Buongiorno Anna Maria. Sì, buongiorno Cristian, no appunto non puoi sbagliare, siamo a Venezia in piazza San Marco, il salotto della città conosciuto in tutto il mondo, e vediamo appunto un approfondimento con le immagini di Sandro Ponchio. Venezia che anche questa mattina è diventata un vero e proprio parco acquatico e non soltanto per la laguna. Ce ne parla nel dettaglio con i disagi e le proteste dei commercianti
commercianti e anche dei residenti Claudio Vernier, presidente dell'associazione Scusate, c'era quasi una caduta in diretta schivata da Sandro Ponchio. Claudio Vernier, presidente dei commercianti dell'associazione Piazza San Marco. Allora, che cosa sta succedendo qui, presidente Vernier? C'è la quarta, però non ci sono gli avvisi. Questa è la seconda giornata. Questa è la seconda giornata, domani e venerdì dovrebbero essercene altre. Per fortuna quelle che erano le previsioni per oggi di circa 100 cm alle ore 13 sono leggermente più basse. Questo però significa che sotto le procuratie vecchie di Piazza San Marco abbiamo tra i 10 e i 15 cm. Questo è un disagio sicuramente economico, ma è ancora più grave per tutti i turisti che sono presenti in questo momento in Piazza San Marco, che prima cosa non sono preparati e seconda cosa non sono nemmeno avvisati e non sanno come comportarsi di fronte a questo fenomeno che per alcuni è un gioco. Per alcuni è un gioco, anche perché non sanno di come le acque siano assolutamente non pulite per essere eleganti, diciamo così. E c'è un problema molto grosso anche per quanto attiene ai lavoratori, ad esempio quelli del caffè L'Avena, che si trova alle procuratie, sotto le procuratie, perché anche oggi saranno costretti a chiudere per diverse ore, ci diceva il direttore. Sì, il caffè di piazza, ma tutte le attività commerciali che sono sotto le procuratie vecchie, dove appunto abbiamo circa tra i 10 e 15 cm di acqua, ovviamente per tutto il periodo del picco di alta marea non potranno lavorare. C'è un po' di rabbia e dispiacere perché sappiamo esistere un sistema che è stato collaudato a luglio durante i concerti, che sono delle valvole che fanno sì che l'acqua non risalga dal basso e quindi la piazza sarebbe potuta rimanere all'asciutto. In questo modo avrebbe salvaguardato attività, cittadini e turisti che hanno il diritto di vivere alla Piazza San Marco al meglio, oltre al fatto che non sarebbe stato pericoloso, lo abbiamo visto ieri, una bambina è addirittura caduta in acqua. Ecco, per fortuna sono eventi molto rari, però se si possono evitare sarebbe meglio farlo. Quindi qual è il suo appello, presidente Vernier? L'appello è che nel periodo estivo, dato che questi eventi non sono più tanto eccezionali e non ci sono le passerelle, perché durante il periodo estivo le passerelle vengono tolte, o si interviene sulle valvole e si tiene in asciutto la piazza, oppure se le acque sono eccezionali come avrebbero dovuto essere oggi a luna, bisogna pensare di utilizzare il Mose, perché è evidente che il cambiamento climatico e le alte maree sono sempre più frequenti. Ultima domanda, Presidente, visto che si potevano attivare queste valvole così non è stato fatto e si poteva attivare il Mose così non è stato fatto, chi risponderà dei danni dei commercianti registrati fino ad oggi? Guardi, non ne abbiamo ancora parlato, non so se da parte dell'associazione o delle singole attività ci sarà l'intenzione di procedere in questo senso. Con il presidente Vernier da Piazza San Marco e le immagini di Sandro Ponchio è tutto, la linea torna allo studio. Davvero Anna Maria, a te, a Sandro Ponchio, al tuo ospite, messaggio forte e chiaro. Do il benvenuto, mi ha raggiunto in studio anche Adriano Battistuzzi, lo conoscete in tanti, autotrasportatore storico della provincia di Treviso. Ovviamente vi ho già presentato anche Nicola Fantuzzi, sindaco di San Polo di Piave. Vogliamo fare un focus su alcuni temi, in particolare quelli legati al trasporto, soprattutto al trasporto dei nostri ragazzi, dei bambini. Siamo ancora in vacanza, in tanti sono ancora in vacanza, ma è adesso che si decidono le sorti dell'anno scolastico e uno dei temi principali è quello dell'organizzazione del trasporto scolastico, dei pulmini. Dico bene, Sindaco Fantuzzi? Corretto, proprio in questa fase, in questi mesi, ad esempio per il nostro caso si sono concluse le gare di affidamento per il nuovo appalto. Ad esempio nel nostro caso abbiamo avuto un aumento del 28% del costo del trasporto scolastico, chiaramente un costo che cercheremo di tenere per la maggior parte in carico appunto alle casse comunali e di riversare proprio il minimo nell'aumento delle tariffe alle famiglie, però
una cosa particolare che appunto è successa anche durante la gara, quindi la gara d'appalto, è stato quello che sostanzialmente abbiamo avuto un'offerta unica e quindi un'offerta unica con praticamente uno sconto quasi nullo. Non so se questo poi possa essere dovuto appunto ad uno scarso interesse e ad uno scarso appeal per il servizio, o appunto anche a altre difficoltà che possono esserci. Sicuramente noi abbiamo avuto la fortuna che almeno una ditta c'è stata, che ha partecipato, e quindi riusciamo a garantire il servizio anche per i prossimi 2 anni scolastici. Quindi nessuno sconto, ma ci sono stati degli aumenti? Però appunto c'è stato questo aumento del costo che nel caso nostro da circa 70.000 euro è passato a 90.000 euro, quindi un 20.000 euro in più, circa un 28% di aumento del costo complessivo. Ci troviamo di fronte appunto a dover gestire queste situazioni. Il tema, ad esempio, già 3 anni fa avevamo avuto un altro problema, questa volta contrario. Si era presentata una ditta che aveva fatto in provincia di Treviso sconti allucinanti, aveva fatto l'unica ditta che arrivava al 30% di ribasso sulle gare d'asta e alla fine però era una ditta che di origine pugliese e fortunatamente ecco, oltre ad aver lasciato nel passato dei disguidi in varie amministrazioni, in vari comuni, ecco, siamo riusciti a evitare che prendesse l'appalto nel nostro territorio ma anche nei territori poi vicini. I ribassi hanno le gambe corte, diciamo. Esatto. Ma resta il fatto però che è difficile organizzare il trasporto scolastico, è difficile trovare le aziende, quando si trovano i costi sono più alti. Perché? È davvero così? Perché sono più alti i costi, Battistuzzi? Non c'è un motivo unico, i motivi sono diversi. E il primo è comunque fondamentalmente la mancanza di personale. Noi abbiamo difficoltà a reperire personale che fa questo tipo di servizio. Quei pochi che abbiamo vanno pagati. Una volta ditte come quelle che citava lei magari non pagavano contributi o prendevano personale a nero, o magari personale che proveniva dal meridione, pagati 2 ore al giorno, integrati magari con delle trasferte che erano anche illegali, se vogliamo usare un termine un po' più preciso per dare l'idea. Ma perché non troviamo più personale? I motivi sono diversi. E qui vorrei proprio anche affrontare dopo il discorso degli autovelox. Perché c'entra l'autovelox? Perché noi riscontriamo che a fine anno paghiamo decine di migliaia di euro di multe con gli autovelox che prendono gli autisti. Un autista che dice sono l'unico lavoratore che paga multe per lavorare e quindi vado a fare altro. Se poi lo stipendio diventa anche abbastanza tirato, perché ci scontriamo con aziende come quelle che citava lei, magari che arrivano dal meridione, poi fanno 3 giorni di servizio e poi fuggono, o scopri che magari non sono in regola o che hanno fatto magari le assicurazioni in Romania o le fideiussioni, ne so qualcosa, perché a Vittorio Veneto l'anno scorso noi eravamo arrivati secondi, 3 giorni ci hanno richiamato a subentrare perché il servizio... Mi ricordo. Benissimo, stessa cosa è successa a San Fior, dove non eravamo noi ma un'altra ditta, quindi le cause sono fondamentalmente la principale, quella di mancanza di personale. Mancanza di personale perché una patente costa una fortuna. Non si indirizzano i ragazzi verso questo tipo di lavoro. Noi abbiamo in Italia, nel nostro territorio, anche se volete, scuole professionali per tutte le professioni, dal cuoco all'estetista, al barbiere, non saprei dire tutte, tranne quella dell'autista. E guardate, quando parliamo di autisti, non parliamo di autisti di scuola, bus di pullman, parliamo di autisti che guidano i camion, merci pericolose, ambulanze, mezzi di servizio autostradali, quindi viene a mancare proprio una fetta di lavoratori che sono utili al nostro servizio. Guardate che non sto scherzando, io queste cose qui lo dicevo all'amico Lucio Zanato, che può essermi testimone ancora qualche anno fa, ma anche al Presidente di Camera e Commercio, Mario Pozza, io dicevo guardate che se non prendete in mano questa situazione seriamente, questo Paese tra 2 anni sarà fermo, perché il problema che hanno i comuni con lo scuolabus, c'è l'azienda pubblica locale con il trasporto, il TPL, il trasporto pubblico locale, ma una miriade di questi servizi. Lei, Battistuzzi, da imprenditore fatica a trovare autisti? Noi non ne troviamo, non fatico. Noi abbiamo autisti che fanno turismo, che arrivano da Siviglia.
Io ho un autista che lavora da me, che fa turismo, ma viene a fare turismo, ma è di Siviglia. Ne ho 2 che arrivano da Viterbo. Cioè voglio far capire che noi facciamo tutti gli sforzi che vogliamo, però poi se non si presentano alle gare, come dice lei, sindaco, non è colpa nostra. Qualcuno deve rimediare a questo, ma abbiamo le motorizzazioni che sono ferme. Per fare una patente ci impiegano mesi, forse anni, e fanno dei quiz che sono cose indecorose, E perché poi le alla patenti fine sono a pagamento, cioè nel senso, ma noi le paghiamo, lo ribadiamo. noi le paghiamo, tanto poi possiamo anche rientrare di questo, ma voglio dire, ma sono costose, sono fatte su carta e non sulla realtà. Noi abbiamo dei medici che si sono laureati a distanza, che hanno fatto l'home school, come dicevano, non so, da casa, si laureavano a distanza. Una patente? No. Deve andare in presenza, addirittura il rinnovo ogni 5 anni di quel famoso CQC, la carta della qualificazione, e lei sta facendo segno di sì perché vale per tutto il settore, lo devi fare in presenza 39 ore di carte. Poi la vera scuola la facciamo noi quando assumiamo questi ragazzi, che li mettiamo sugli autobus, step to step, gli insegniamo a fare questo lavoro. Però guardate, non sottovalutate tutti gli aspetti, perché quello dell'autovelox, io vado avanti a fiume finché lei non mi ferma. No, ma adesso... L'autovelox è un medicinale che serve per curare alcune patologie, la patologia della velocità. Sull'autovelox torniamo fra pochissimo, Ma è importante perché questo. sull'autovelox dopo torniamo, vorrei fare un focus specifico. Restando proprio sulla carenza di manodopera, sulla ipertrofizzazione burocratica, poi immagino anche che influiscano i costi vivi, carburante e quant'altro. Ne abbiamo parlato tante volte anche negli anni scorsi, adesso la situazione si è un po' calmata, però siamo sempre a livelli alti. Quindi mettendo insieme tutti questi fattori diventa difficile poi anche per le amministrazioni locali trovare delle aziende e avere anche costi, diciamo così, contenuti, perché mancando le aziende non c'è la concorrenza, mancando la concorrenza i costi sono inevitabilmente alti. Esatto, la lettura è corretta e appunto capisco bene tutte le istanze presentate dal signor Battistuzzi, sono situazioni che viviamo e che vediamo quotidianamente. Il problema anche appunto dei costi di una patente, dei rinnovi, della questione del corso in presenza, sono tutte questioni che anche dal mio punto di vista, dal lato imprenditoriale, ho vissuto e ho visto e posso testimoniare assolutamente in questo senso. Dal lato appunto amministrazione comunale, chiaramente in un'ottica di programmazione, in un'ottica di servizio, perché alla fine questo è un servizio che il comune dà alle famiglie sostanzialmente per riuscire ad agevolare quello che è la vita scolastica, no? E chiaramente avere un costo che negli anni, perché io dal 2019 quando mi sono insediato eravamo a circa 55.000 euro in un anno, sì, per un anno di servizio. Oggi, appunto, dopo il Covid, dopo l'aumento delle materie prime, la guerra, le difficoltà che ci sono, oggi ci troviamo a 90.000, quindi quasi il doppio. Capite sì, che la programmazione anche per un'amministrazione comunale di servizi essenziali come quello del trasporto scolastico viene messa chiaramente a dura prova e poi appunto non possiamo non dare questo tipo di servizio alle famiglie perché soprattutto quando ti trovi in paesi, in comuni come il nostro dove principalmente rurale, chiaramente c'è bisogno di andare a trovare e a passare casa per casa per andare a raccogliere i ragazzi e portarli a scuola come sostegno alle famiglie che appunto lavorano. Parliamo di un servizio particolarmente strutturato e capillare, esatto, quello del trasporto scolastico, soprattutto dice bene Fantuzzi nei comuni più policentrici. Esatto. Come si fa a recuperare appeal? Come fa la figura dell'autista a recuperare appeal? Ma io credo che dobbiamo fare un passo indietro. Purtroppo temo, che questo paese, ma forse l'Europa, ci farà morire di regole. Perché quando io ho cominciato a fare questo lavoro qua negli anni 80, per fare il servizio di scuolabus servivano 2 cose, uno scuolabus e un autista. Oggi
Lo scuolabus e l'autista sono le ultime cose che servono. Prima servono una serie di carte, burocrazia, iscrizioni di qua, il REN e poi non saprei neanche più cosa si possono inventare, la fideiussione per la procedura di gara, la fideiussione per la gestione del servizio, cioè una montagna di carte. L'ultimo poi alla fine viene lo scuolabus e l'autista. E invece dobbiamo rovesciarla questa filosofia. Prima viene lo scuolabus e l'autista. L'importante è che siano realmente in regola, non sulle carte come quelle che citava lei prima, perché quelli sulla carta erano in regola. Esatto. Ma poi nella sostanza sono riusciti a partecipare difatti all'appalto, non sono stati esclusi perché le carte. Il suo comune mi ha chiamato all'epoca: Battistuzzi, siete in grado di venire a fare? Siamo saturi con i nostri, non possiamo partecipare ad altri. È inevitabile che questo fa crescere i costi, perché c'è un detto qua locale che quando l'abbiamo l'epoca è pite e se becca. E allora funziona così. Oggi ci sono meno galline e più grano turco, quindi si cerca di fare incetta. Purtroppo funziona così. Allora, o ci mettiamo tutti nell'idea che dobbiamo correggere questi meccanismi che sono perversi, perché alla fine non paghiamo noi. Anche le sanzioni che paghiamo, le multe, qualcuno pensa che le paghi l'azienda, non è assolutamente vero, perché nel bilancio va considerato a fine anno anche questa uscita che ricade su di chi? Sul sindaco, sul comune direttamente, ma indirettamente sul cittadino. Esatto. Quindi o rimettiamo le cose a posto, come stavano fino a qualche decennio fa, e quindi ci ritroviamo a discutere con la nostra gente, perché a me piace parlare con lei, non è la prima volta che ci troviamo, io voglio parlare con i sindaci, ma parliamo guardandoci direttamente negli occhi, non con subordine, perché se devo essere con subordine dico: caro sindaco, sono affari suoi. Ma sugli autovelox torniamo fra poco, assolutamente, Battistuzzi. Restiamo, il nodo è molto attuale, poi parliamo anche di autovelox non omologati e quant'altro. Ma restiamo in ambito scolastico, andiamo a Vicenza, perché c'è il trasporto scolastico e ci sono poi le scuole, i cantieri, e quindi a Vicenza facciamo il punto con Luisa Bertini e il presidente della provincia di Vicenza, Nardin. A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico abbiamo voluto fare il punto della situazione, quindi la fotografia sui cantieri alle scuole della provincia. Siamo in compagnia del presidente della provincia, Andrea Nardin. Quali gli investimenti e quali le scuole coinvolte? Credo che sia importante in questo momento fare il punto sugli investimenti, anche per ribadire quella che è una competenza della provincia, appunto l'edilizia scolastica. Siamo orgogliosi di poter dire che abbiamo già circa 8 cantieri conclusi, di cui la maggior parte sono comunque soldi PNRR per circa 6 milioni di euro, e a settembre ne inaugureremo altri tre cantieri per 9 milioni di euro, sempre fondi PNRR. Quindi un complimento agli uffici della provincia che si dimostrano efficaci e efficienti nel poter spendere questi soldi importanti che sono arrivati, e soprattutto spenderli in maniera utile. Numerosi poi gli interventi che proseguono nei nostri 130 istituti, 130 edifici che abbiamo per l'edilizia scolastica. Cantieri principali che rimangono da concludere e che proseguiranno sono 4 per circa 18 milioni di euro, ma complessivamente la provincia di Vicenza investe nell'edilizia scolastica 60 milioni di euro, di cui 30 grosso modo vengono da fondi PNRR, ma altri 30 in questi anni sono stati investiti con fondi propri. Ecco, ci saranno 3 importanti inaugurazioni. Sì, inaugurazioni importanti, in particolare pensiamo al Garbin, che si troverà ad avere un istituto completamente nuovo, al Canova qui a Vicenza con un auditorium completamente ristrutturato, rifatto a nuovo, e poi abbiamo un ampliamento dell'istituto del liceo Quadri, che vedrà avere nuove aule nella parte posteriore, con una tecnologia particolarmente innovativa a risparmio energetico e anche particolarmente luminosa, perché hanno una vetrata particolarmente evidente. Quindi questi studenti, ripeto, del ATN, quelli del Garbin, poi abbiamo quelli del Canova e quelli del liceo appunto Quadri di Vicenza, avranno strutture nuove, un allargamento. In particolare poi il Canova è all'interno di un complesso scolastico, di una cittadella degli studi, per cui questo auditorium bello, nuovo, ristrutturato sarà a servizio anche degli altri istituti della zona.
Ecco, quindi l'avete sentita, questa è la panoramica a pochi giorni dall'inizio della scuola, ragazzi quindi pronti a tornare sui banchi. Io intanto ringrazio il nostro ospite Andrea Nardini. Grazie a te Luisa Bertini per questo giro d'orizzonte tra le scuole del Vicentino. A San Polo? Sì, anche a San Polo abbiamo due importanti cantieri finanziati con il PNRR, il primo che vede la ristrutturazione integrale della scuola elementare che sta procedendo secondo le tabelle di marcia. Adesso a breve, nel giro dei prossimi giorni, sarà conclusa una prima parte di ristrutturazione che permetterà agli studenti di rientrare a settembre nelle aule, e poi ci sarà la parte invece più corposa che sarà eseguita successivamente. E poi abbiamo il nuovo asilo nido che dal 26 agosto comincerà a essere montato, perché è una struttura in prefabbricato in legno, quindi nel giro di pochi mesi poi sarà ultimata. Ecco, tornando agli scuolabus, Battistuzzi, mentre eravamo collegati con Luisa Bertini, diceva una cosa importantissima: sugli scuolabus ci sono sempre più bulli, e anche questo è un tema. Sì, registriamo spesso appunto questa spavalderia di questi ragazzini che molto spesso sfocia in bullismo. La differenza rispetto a quando, ripeto, non voglio essere anche prolisso ripetermi, dire da quando ho cominciato io, un autista segnalava un comportamento scorretto da parte di un ragazzino a bordo dello scuolabus e il genitore richiamava il ragazzino. Oggi se un autista si permette di fare un richiamo a chi si comporta male, si presenta il genitore con l'avvocato e quindi è sotto accusa l'autista. Noi questa cosa qua la soffriamo ancora più di altri perché abbiamo un servizio molto importante con la base di Aviano, la base NATO. Insieme ad un altro collega abbiamo un appalto dove gestiamo circa 30 autobus tutti i giorni. A bordo dell'autobus ci sono le bus monitor, le chiamano loro, degli assistenti di bordo, dove un comportamento scorretto da parte di un qualsiasi ragazzino viene segnalato attraverso un pink slip. Sono dei fogli rosa, li chiamano appunto pink slip perché segnalano queste scorrettezze su questi fogli rosa, e lo studente viene richiamato, cioè viene riportato all'ordine. Purtroppo noi, e molto spesso il comune stesso, abbiamo delle questioni in piedi anche con un comune qui vicino, a Santa Lucia di Piave, ma altri ancora, dove l'autista si è permesso di fare un richiamo e rischia di trovarsi di fronte a un giudice a giustificare il suo comportamento. Ma allora, se vogliamo capire che lo scuolabus fa parte dell'educazione nel complesso della scuola, perché è quasi parte integrante della scuola, un autista che il più delle volte è un buon padre di famiglia, perché non ha il diritto e il dovere di richiamare un comportamento scorretto da parte di un ragazzino senza doversi preoccupare di cosa succederà poi? Perché molto spesso va in difesa di qualcuno più debole, perché la prevaricazione di questi bullini, chiamiamolo così, sono nei confronti di quelli più deboli. L'intervento dell'autista dovrebbe essere propedeutico, anzi incentivato. No, c'è il rischio che si trovi davanti a un giudice a giustificare il suo. E quindi questo le sta capitando concretamente? Beh sì, abbiamo una. Ma perché questo autista cosa aveva fatto? Beh, ha richiamato una bambina, non ci si può esprimere con parole scurrili a bordo di uno scuolabus, come tu fossi in classe, però sappiamo che in classe è successo anche, non qui da noi per fortuna, ma hanno sparato pallini di gomma a un insegnante. Succedono cose che sono ormai fuori da quello che era il nostro immaginario di qualche decennio fa o di qualche generazione fa. Succedono queste cose e noi che abbiamo una certa età, ma anche i nostri autisti, siamo abituati a reagire in maniera propositiva. Non siamo quelli che vanno a, come si può dire, a insultare o a richiamare il ragazzo se non c'è un motivo. Il motivo c'è e si interviene per tutelare magari l'altro, però non lo si può fare. Questo fattore bullismo c'è, con Fantuzzi ne abbiamo parlato tante volte. Sì, e nei casi specifici appunto dello scuolabus abbiamo dovuto intervenire anche noi con una sorveglianza attiva in determinati periodi, perché appunto si manifestavano delle situazioni di bullismo o comunque di aggressività all'interno dello scuolabus, e con il nostro personale sia amministrativo che anche con l'aiuto della polizia locale abbiamo fatto delle giornate appunto di presenza sullo scuolabus proprio come situazione di educazione e di prevenzione di eventuali nuove situazioni. Poi chiaro, il tema principale è sempre quello delle famiglie.
perché il tema che poneva Battistuzzi, e purtroppo è vero, siamo di fronte ad una società in generale che alla prima situazione, tra virgolette, un po' particolare, borderline, ti piazza subito l'avvocato che va a fare... I nervi sono a fior di pelle, quindi, da questo ma punto non di è vista. neanche una questione di nervi, è proprio una questione di... è diventato quasi una caccia al tesoro. Sì, una caccia al tesoro. Una consuetudine è quella di attivare subito le vie legali per farci ragione, quando qualche volta appunto il dialogo e soprattutto l'educazione sarebbe più che sufficiente per dipanare certe diatribe e certe situazioni che si vengono a creare. Allora, abbiamo ancora tanto di cui parlare, poi c'è il nodo Autovelox, qualche istante di pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta Nicola Fantuzzi, sindaco di San Polo di Piave, Adriano Battistuzzi, autotrasportatore. Stavamo parlando dei temi legati al trasporto, soprattutto al trasporto scolastico, ai pulmini. Abbiamo visto che le problematiche sono tante e il tema è davvero complesso e collaterale, lo ha già anticipato Battistuzzi, è il nodo Autovelox. Battistuzzi, questo è un problema, una spada di Damocle che pende soprattutto sugli autotrasportatori italiani, lei dice? Prevalentemente al nord Italia. Io ho girato il mondo dall'Equatore in su e non ho trovato in tutto il mondo quello che troviamo qui nel nostro Veneto, le presenze di questi strumenti, che io non è che li condanno. Stavo dicendo prima, l'Autovelox io lo paragono a una medicina, no? Che dovrebbe curarti, però sappiamo che ci sono sui bugiardini anche le controindicazioni e gli effetti collaterali. E anche l'Autovelox ha questi effetti collaterali o le controindicazioni, perché se esageri, se abusi del medicinale, dall'uso all'abuso diventa da un beneficio, diventa un danno. E purtroppo in questi anni l'Autovelox è diventato un abuso, troppi Autovelox, che vanno poi a incidere su quello che è lo stipendio alla fin fine di chi fa questo lavoro, che a rischio molto di più di quello che fa 10.000 km all'anno. Un autista dei miei fa 100.000 km all'anno, quindi i rischi aumentano di 10 volte, che poi sono tutte quante multine da 56, 66, 76, fuori di un chilometro, fuori di un chilometro, 200 metri la settimana scorsa e così, e si sommano. Alla fine dell'anno per un autista diventano anche soldi importanti. Quindi io dico, cari sindaci, non li paghiamo noi. Questi rientrano in quella differenza che si è trovato lei quest'anno nello scuolabus, perché dobbiamo mettere in conto tutte queste variabili. Per giunta scoraggiano questi ragazzi, questi che vogliono venire a fare questo lavoro, perché se dicono in tutte le categorie che ci sono in Italia, gli unici che pagano multe per lavorare siamo noi. Sappiate che paghiamo multe se un autista supera di qualche minuto il riposo preordinato o l'impegno giornaliero, perché se parla con un direttore di un'azienda pubblica locale gli dirà che oltre ai tempi di guida hanno i tempi di nastro. I tempi di nastro sono delle regole determinate dall'Europa che se un autista dovesse sforare, anche non per causa sua, anche per causa di forza maggiore, va a pagare delle multe per aver lavorato in più. Allora, tutte queste cosine messe insieme, che in realtà sono briciole, ma io vi sfido a fare un'operazione quando siete a casa. Provate a alzare un sacco di briciole e un sacco di pane. Farete molta più fatica a alzare il sacco di briciole che quello di pane. Vuol dire che le briciole pesano. E noi ci troviamo a dover pagare delle sanzioni costantemente, di queste piccole sanzioni che non sono mai miliardarie, sono sanzioni ma che alla fine diventano un sacco di briciole. Alla fine diventano un pesante fardello. Lei ovviamente si rivolge a Fantuzzi come rappresentante di tutti i sindaci, ma qual è il suo pensiero, Fantuzzi, su questi Autovelox? Allora, sicuramente condivido l'aspetto dell'uso e abuso e quindi tra virgolette dell'equilibrio che ci vuole dell'utilizzo di strumentazioni. Ad esempio, sono sincero, nel nostro comune in 5 anni e mezzo che sono amministratore praticamente non abbiamo mai utilizzato l'Autovelox come postazione mobile, anche proprio per la questione che la prevenzione noi riteniamo di andare a farla con la presenza
sulla strada della polizia locale, comunque anche della polizia stradale, dei carabinieri stessi, cioè avere comunque le forze dell'ordine che pattugliano il territorio. Questo è già un deterrente. Poi chiaro, anche nel mio comune ci sono delle strade, soprattutto quelle comunali, soprattutto quelle un po' magari più sperse in campagna, magari che non sono da 4 metri, sono da 6 metri, quindi un po' più larghe, e la gente è invogliata a spingere di più sull'acceleratore. Ecco, qua poi passa all'altra parte, no? Quindi quella dell'educazione nell'utilizzo dell'automobile. Quindi sicuramente, ecco, non bisogna fare poi di tutto un'erba un fascio, nel senso che ci sono dei tratti stradali dove effettivamente l'utilizzo dell'autovelox è giustificato per un'incidentalità molto elevata, e questo o magari per la presenza appunto di un'intersezione pericolosa eccetera, però appunto se poi andiamo a spaccare il capello probabilmente troviamo sia situazioni appunto necessarie, ma anche altrettante, se non di più, situazioni dove c'è un abuso e c'è anche una questione per i comuni dove sì, qualcuno tira su qualche dindino in più utilizzando questo tipo di strumentazione. Battistuzzi, la sicurezza sulla strada si fa in un altro modo. In un altro modo, e qui mi riallaccio a quello Abbiamo che diceva veramente il sindaco. 30 secondi. 30 secondi, io dico meno autovelox, più pattugli in strada, perché l'autovelox controlla solo la velocità, la pattuglia controlla l'abuso dell'alcol, la droga, l'insicurezza di qualche veicolo, quindi l'uso del cellulare, quindi lavora a 360 gradi, mentre invece l'autovelox si finalizza soltanto alla velocità e alle casse comunali. Mi lasci dire un'ultima cosa, guardate che i grandi disastri sulla strada di questi ultimi anni non è stata la velocità. La distrazione. Dal Ponte Morandi, dal Ponte Morandi all'autobus rovesciato alla Mestre, anche a 4-5 ragazzi morti non tanto tempo fa a Godega di Sant'Urbano con un'auto perché non c'era un guardrail, quindi ci sono una serie di concause, non è tutta colpa ci sono tante cause che vanno riviste, e allora io da parte mia sono pronto a mettere tutta la collaborazione, e ci stiamo mettendo qua, posso aggiungere che tutti quanti siete invitati 27, 28, 29 di settembre a Godega di Sant'Urbano, faremo 3 giorni a parlare di sicurezza stradale. Avremo Matteo Bobbi, che è un commentatore di Sky di Formula 1, e anche Carlo Vanzini. Problemi, vi ricordate? Ecco, sarà problemi, sarà il moderatore di quei 3 giorni, dove avremo anche dei piloti che arrivano e insegneranno ai ragazzi come ci si comporta. Abbiamo, una mezza giornata la dedicheremo anche ai ragazzi portatori di handicap, mettendo dei kart a disposizione a biposto che faremo fare di questi giretti, perché molti portatori di handicap portano l'handicap a seguito di incidenti stradali, quindi la testimonianza di questi è importante per dire: ragazzi, la macchina è come un'arma, può servire per difenderti ma anche per farti del male, quindi usatela con la testa. Grazie del tempo in più. Grazie, complimenti. No, ma volentieri, questa è un'iniziativa che merita, anzi un plauso per l'impegno che ci si mette per l'educazione e la formazione, ecco, dei nostri ragazzi. Soprattutto. Allora, siamo davvero addirittura d'arrivo. Io ringrazio Adriano Battistuzzi per tutti questi spunti, sempre molto operativi, concreti. Grazie Sindaco Fantuzzi, chiaramente noi ci aggiorniamo, poi vedremo come comincerà questo anno scolastico, perché insomma è un tema che sta a cuore a tutti. Io vi ricordo le notizie con cui abbiamo aperto questa prima edizione, la tragica morte di Simone Noal, 39 anni, che è stato ritrovato questa mattina al Passo Valles, siamo nella Gordino, era scomparso da alcuni giorni, probabilmente l'esito tragico di una escursione. Poi siamo stati sul Piave a Spresiano, allerta lupo, il lupo che ieri sera ha colpito nel giardino di un'abitazione privata, ha aggredito un cagnolino. Si tratta della seconda aggressione nel giro di poche ore nella zona di Spresiano. Questo e evidentemente tanto altro a partire da questa sera dal telegiornale delle 18:30, l'edizione regionale dei nostri telegiornali, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Dopo di noi il documentario Borgo Italia e subito dopo un film imperdibile di Hitchcock, quindi insomma un pomeriggio da passare con Antenna 3. Saluto e ringrazio dalla regia Renato Capoia con Tony Esposito. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione e buon proseguimento. Grazie.